Noi siamo pronti con il progetto, con il Ministro, stiamo facendo un bel lavoro, vi confermo le 23 materie e poi vi stupiremo con effetti speciali. Il trasferimento dallo Stato alla Regione di tutte e 23 le materie previste e la possibilità di trattenere in Veneto i 9/10 delle entrate. Si respira ottimismo nell'aula magna del BO, l'Università di Padova, dove il governatore Luca Zaia e il ministro per gli affari regionali Erika Stefani hanno spiegato a giuristi, economisti, ma soprattutto a semplici cittadini che l'iter è partito e che indietro non si torna. I tempi saranno brevissimi. Spero e auspico molto brevi. Io ho la mia intenzione, il mio programma è quello di poter portare una bozza di intesa affinché possa essere discussa almeno all'inizio della discussione in Consiglio dei Ministri entro il 22 di ottobre. Certo, poi bisogna che l'intesa sia firmata dal Presidente del Consiglio e che la discussione alle Camere ottenga la maggioranza assoluta. Lì si vedrà la vera volontà del governo, specie se la componente 5 Stelle sosterrà l'autonomia. Di questo sono certa. C'è già nel contratto di governo e nella cabina di regia che io ho previsto fin dall'inizio per trattare della questione dell'autonomia è coinvolto decisamente il Movimento 5 Stelle. Nessuna spaccatura nord-sud, sottolinea il Ministro, perché molte regioni meridionali sono intenzionate a chiedere l'autonomia. Le trattative sono già avviate con 8 regioni, il Veneto è davanti a tutte perché si è mosso per primo e c'è un referendum che parla chiaro e che dà a Zaia la forza di fare domande scomode a Roma. La solidarietà va data a chi si rimbocca le maniche, a chi non se le rimbocca il diritto di esistenza non gli deve essere riconosciuto. Noi lasciamo ogni anno, male che vada, 15 miliardi di euro di residuo fiscale a Roma. Penso che abbiamo anche il diritto di alzare il dito e dire scusate, ma cosa se ne fate dei nostri soldi? Dove sono finiti i nostri soldi? Infine anche la questione finanziaria non preoccupa. Il Veneto è pronto ad assumersi le sue responsabilità. Sicuramente una gestione da parte del Veneto delle risorse in modo da avere anche una maggiore responsabilizzazione della spesa. Secondo me il grande obiettivo dell'autonomia è di quello di portare non solo il nucleo di decisione più vicino ai cittadini, ma anche la capacità proprio di gestione delle risorse.